Grande manifestazione a Caltanissetta per l'adesione di Matilde Falcone, consigliere comunale tra più votati in città. Presenti per l'occasione Totò Cuffaro e l'assessore alla famiglia Nuccio Albano. L'adesione di tanta gente alla DC sta creando problemi ai vari alleati che vedono un'ascesa troppo repentina del partito di Cuffaro. La Falcone viene dal partito della Meloni, così come tanti altri consiglieri arrivano da altri soggetti politici. Al momento sono 39 i consiglieri comunali siciliani che hanno sposato il progetto della DC, un partito che cresce giorno dopo giorno anche in vista del prossimo impegno europeo. Intanto il prossimo 16 a Palermo si terrà il congresso regionale. Noi siamo felici che sia stata tra le più votate, ma non l'abbiamo scelta e non ci siamo scelti perché è la più votata. L'abbiamo scelta perché sappiamo che le cose in cui crediamo, che vogliamo far crescere, che vogliamo far valere i nostri valori, vengono condivisi, custoditi e portati avanti. Questa è la scelta comune che abbiamo fatto. Quindi la Democrazia Cristiana cresce con un consigliere comunale importante elettoralmente, ma è importante soprattutto dalla valenza valoriale, perché noi diamo la precedenza a far crescere e a far vincere le cose che contano. Queste cose insieme le condividiamo, ecco perché siamo qui per la consigliera Falcone. È una democrazia cristiana che si avvia anche al congresso. È una democrazia cristiana giovane e una democrazia cristiana donna. Abbiamo sempre più donne che partecipano alla vita democratica del nostro paese e facciamo un congresso dove ci sarà una grande partecipazione di delegati e di ospiti, dove ci sarà una grande presenza giovanile e femminile, e facciamo una democrazia cristiana che abbia la voglia di continuare a lavorare e la passione per poterlo fare, perché abbiamo detto sin dall'inizio che deve essere un partito nuovo, non soltanto anagraficamente lo stiamo dimostrando, ma anche perché un partito che non vuole commettere i tanti errori che pur nel passato io e la democrazia cristiana abbiamo fatto. Consigliere Falcone, come mai la scelta di aderire alla democrazia cristiana? È veramente importante per me questa giornata e non è un problema di come mai, perché la mia famiglia, tutti democristiani sono stati. Papà è stato segretario della CISL per tanti anni, segretario regionale anche della CISL, amico di tanti democristiani. Ero io che un po' mi ero allontanata, ma il mio cuore comunque è sempre vicino alla democrazia cristiana, è sempre stato. È una scelta di cuore e di cervello, una scelta di cuore perché mi sento molto vicina al presidente Cuffaro, che è una persona straordinaria, una persona, no, ma mi permetto di dirlo, sempre vicina alla gente, perché la politica è missione è fare il bene comune. Questo è il mio motto, lo è sempre stato. Io sono una persona che molto spesso lavora in silenzio, non fa propaganda, ma si occupa dei problemi della gente. Sono presidente di 2 commissioni consiliari, cosa che non è mai successa. Presidente della Commissione Sanità qui al Comune e degli atti amministrativi e Commissione Trasparenza. Per tale motivo lavoriamo tanto per quanto riguarda la sanità. Sappiamo bene che i problemi sono tanti, ma io e la mia commissione, preferisco dire così, perché anche se è composta da tutte forze politiche diverse, siamo uniti per il bene della gente e portiamo avanti tante audizioni, portiamo avanti tanti progetti per aiutare le persone. Abbiamo problemi con le liste d'attesa, è inutile dire, ma noi questo è il momento di parlare. Oggi è il momento della gioia, è il momento della partecipazione, c'è tanta gente, c'è la nostra amica carissima Nuccio Albano che sta lavorando tanto alla regione per quanto riguarda le politiche attive del lavoro. Io mi occupo di politiche attive del lavoro tra le altre cose, e quindi è un momento di gioia. Da oggi a Caltanissetta la democrazia cristiana c'è, è forte e sarà sempre di più, perché ci impegneremo tanto, uomini e donne, ragazzi, giovani, perché ci sono anche tanti giovani che si stanno avvicinando, perché ci sono delle competizioni elettorali importanti, si vota per le amministrative l'anno prossimo, probabilmente si voterà per la provincia, e quindi noi contiamo di
di esserci e di portare i nostri amministratori al partito alle prossime amministrative, ma non perché abbiamo il vezzo di avere consiglieri comunali, mi permetto Totò, o le bandierine da mettere, non è questo il senso. Il senso è avere delle persone, dei consiglieri eletti che sono a servizio del popolo, e io sono a servizio del popolo. Ecco perché ho scelto Totò, perché Totò con Nuccia, con tutta la classe dirigente della Democrazia Cristiana, è a servizio del popolo. Assessore Albano, un progetto credibile quello di Totò Cuffaro della Democrazia Cristiana? Io ci ho creduto subito, a parte che io sono una democristiana di sempre, convinta. Al minimo cenno del Presidente c'è stata subito la risposta, perché è un partito in cui credo, in cui i valori più importanti appunto sono la famiglia, i figli, i fragili, le persone che hanno bisogno del nostro aiuto. Non per niente sono felice veramente di avere la delega all'assessorato alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, perché mi dà grande soddisfazione, nel senso che mi posso spendere proprio per gli ultimi, che è veramente la filosofia del nostro partito. Come diceva la collega che mi ha preceduto, io ci credo, come diceva Platone, il politico nell'accezione più etica della parola deve essere servitore del popolo, cioè noi dobbiamo ascoltare, impegnarci, lavorare, non tutto si può raggiungere presto, subito, o non si può raggiungere talvolta perché si chiedono delle cose che non possono essere realizzate, ma il nostro deve essere l'ascolto, stare vicino alla gente, perché un sorriso, una parola, una stretta di mano al cittadino riempie il cuore.